Un altro incendio di rifiuti speciali sabato scorso è stato appiccato da ignoti in contrada Malvizio a Favara. Ancora una volta, a luogo del rogo, l'area sottostante il ponte che collega la città dell'Agnello Pasquale a Naro. Le fiamme, appiccate originariamente ad un cumulo di pneumatici, si sono propagate poi alla sterpaglia adiacente. Notevole il quantitativo di diossina sprigionato in aria dalle gomme arse. A spegnere il rogo i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Grazie al loro pronto intervento le fiamme sono state domate ed ai cittadini che abitano nelle vicine campagne evitato di respirare aria contaminata. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le coltivazioni, evitando così ulteriori danni. Ricordiamo che l'area di pertinenza del territorio favarese è ancora sottoposta a sequestro giudiziario, ma cittadini, incuranti dei sigilli, continuano imperterriti a depositare in zona materiale di ogni genere.